Storia di un problema dimenticato. Nostro malgrado torniamo ad occuparci della caditoia rotta di via Fontecanali a Favara. In mattinata la nostra redazione, che aveva deciso di tornare sull'argomento solo dopo la risoluzione del problema, ha chiamato il dirigente dell'ufficio tecnico comunale responsabile, ovvero l'ingegner Alberto Avenia. Assente dal servizio, al telefono ci ha detto di non sapere se in via Fontecanali siano stati già eseguiti i lavori dovuti. Secondo quanto appreso per telefono, i ritardi nella sistemazione, o meglio nella semplice saldatura delle bacchette metalliche, potrebbero essere dovuti alla carenza di personale. Preferiamo stendere un velo pietoso sull'argomento e ci auspichiamo che il pericolo pubblico di via Fontecanali venga presto eliminato. Da circa 2 mesi i cittadini si rivolgono alla rubrica La Voce del Cittadino per chiedere al comune di Favara la risoluzione del problema, ma dal municipio paradossalmente sembra essere stato eretto uno spesso strato insonorizzante che non fa filtrare nelle stanze del potere le istanze dei cittadini. A Palazzo di Città sembra che né gli inquilini dello scantinato né quelli del secondo piano sentano le voci di chi li ha eletti. Probabile che la ricerca spasmodica del tanto auspicato bene della città abbia indotto sindaco, assessori e consiglieri comunali a dare priorità ad altre cose di cui i cittadini, dopo oltre 4 anni di legislatura, non ne sono a conoscenza.